Dunque, oggi 28 ottobre 2019 abbiamo fatto la presentazione della nuova Cassa Edile Interprovinciale del Veneto, che nasce dall'unione delle casse edili di Treviso e delle casse edili di Padova preesistenti. Questo processo, che ha portato alla fusione, frutto di grande attività di contrattazione nel territorio, è preludio, ci auguriamo tutti, alla fusione di anche altre casse edili presenti in Veneto. La motivazione per la quale si è proceduto ad effettuare la fusione delle casse edili di Padova e Treviso è stata quella di poter erogare migliori servizi ai lavoratori del settore edile e anche quindi assistenze in particolare per loro e anche migliori servizi alle imprese che lavorano nel settore. L'ente edile è un presidio di legalità, è un ente bilaterale compartecipato da lavoratori e aziende e serve a fare in modo che venga realizzato nel territorio quelle che sono le previsioni contrattuali, servizi, tutele e anche presidio della legalità, perché la cassa edile, se lavora bene, se ha delle strutture utili e funzionali, può veramente fare la differenza in quello che è il settore lavorativo nel territorio, nell'applicazione specialmente del contratto e dei diritti dei lavoratori.